Uno spazio moderno dedicato a studenti e docenti nel cuore di Cannareggio, a Venezia. All'Università Ca' Foscari è stata inaugurata la nuova sala polifunzionale Maria Rimoldi. L'edificio, un tempo magazzino universitario, è stato completamente riqualificato con un investimento di circa 1.200.000 euro, cofinanziato al 40% dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Oggi ospita un'area di oltre 400 metri quadrati con postazioni per lo studio, aree relax, sale riunioni e un piccolo cortile coperto pensati per rendere l'Ateneo sempre più accogliente e funzionale. La sala intitolata a Maria Rimoldi, prima donna laureata a Ca' Foscari, come simbolo di inclusione e valorizzazione del percorso femminile nella formazione e nella ricerca. L'università ha bisogno di riprendere un po' quella che è la sua dinamica di socialità, perché spesso gli studenti vivono l'università come un luogo in cui dare meramente gli esami. Ecco, noi vogliamo che la socialità, tutto quello che riguarda l'associazionismo, la creazione di una comunità studentesca possa ripartire, soprattutto grazie a spazi come questo che favoriscono il dialogo, la collaborazione e il lavoro insieme. Un intervento che rinnova il legame dell'università con la città e segna un nuovo passo verso una comunità accademica più aperta e condivisa.